Massaggiare non è far danzare le mani sul corpo di una persona, è danzare con l'anima di una persona. Dario Montalfano. Buongiorno a tutti, dalle frequenze di Radio Veneto Globe e di Radio Conegliano. Siamo qui per la rubrica del benessere. Sono Fatima Mocci, titolare dello studio Ananda Indigo, disciplina del massaggio. E oggi parleremo proprio di massaggio rilassante, che sostanzialmente è la base di tutti i massaggi, diciamo, classici. Intendo quelli che prevedono manovre come impastamento, pizzicottamento, pressione, ma anche carezze lievi o decise. Quei massaggi che prevedono vibrazioni, stiramenti, insomma, quei massaggi dove il contatto trasmette calore, comunque, e che non sono unicamente tecnici, ma diventano anche emozionali. Quei massaggi che ci insegnano ad ascoltarci e percepire ogni parte di noi, anche a livello di sensazioni. Il massaggio rilassante aiuta ad alleviare stress e fatica e a distendere la muscolatura, quindi aiuta a rilassarsi, appunto. Scioglie le tensioni, migliora la flessibilità del corpo, stimolando la circolazione sanguigna. Ovviamente, poiché non siamo tutti uguali, qualcuno farà fatica a rilassarsi subito e comunque non riuscirà a lasciarsi andare, perché questo è normale, perché non è che una persona ha solo la tendenza a trattenere, è anche perché il rapporto con il massaggiatore è un rapporto di fiducia, quindi noi ci dobbiamo abbandonare nelle mani di qualcuno che non conosciamo, di un perfetto estraneo, per cui non sempre subito si crea questa comunicazione, questa empatia, quindi è fondamentale ed è importante che il massaggiatore sappia entrare, sappia comunicare con la persona, proprio per questo motivo, perché a qualcuno gli ci vorrà più tempo. Però quando si crea questo rapporto, quando il filo conduttore tra il ricevente e l'operatore diventa un'intesa, diventa comunque fiducia, allora l'operatore capisce anche quali sono i punti dove si può trattenere di più, dove deve insistere di più, i punti che possono anche in un certo modo risvegliare determinate situazioni o dare un attimo di fastidio. Si crea un'intesa ed è in quel momento che il massaggio diventa efficace proprio al 100% e diventa appunto un massaggio olistico che comprende il corpo, la mente e lo spirito. E un'altra cosa molto importante è che questa empatia permette al massaggiatore di rispettare anche i tempi, di rispettare le pause, perché chi riceve il massaggio possa trarne un completo beneficio. Però è anche molto importante che chi riceve il massaggio impari ad ascoltarsi, impari a capire le sensazioni che prova, perché così riesce anche a lasciarsi andare. Il massaggio rilassante, come molti massaggi, ha inoltre degli effetti drenanti, pertanto stimola la circolazione linfatica. Questo è un aspetto da non sottovalutare, perché in questo modo noi aiutiamo il nostro sistema immunitario. E questo tipo di trattamento, quindi oltre ad essere rilassante, quindi a sciogliere le tensioni, a trasmettere anche tranquillità, riesce contemporaneamente, proprio perché sciogliamo le tensioni, perché ci lasciamo andare, riesce anche a ricaricarci, riesce anche a darci energia e vitalità, e questo ci aiuta a eliminare la stanchezza.
quindi noi di questo massaggio possiamo godere anche di un'energia nuova e oltre che approfittare per imparare a conoscerci e anche a coccolarci, perché anche l'anima ha bisogno di un massaggio e ha bisogno di carezze. Quindi dal massaggio rilassante poi nascono tutti gli altri, nel senso che le manovre base del massaggio rilassante, molte di queste manovre sono ripetute nei diversi massaggi, sono utilizzate nei diversi massaggi, poi ce ne sono altre ovviamente, però sono contemplate in vari trattamenti. Certamente poi ogni operatore personalizza fa sua l'esecuzione del massaggio, sempre nel rispetto delle regole fondamentali e di quello che ha studiato ovviamente. Però è sicuramente importante per un massaggiatore il calore che riesce a trasmettere, anche fisico, cioè il calore della mano è importantissimo, la morbidezza della mano è importantissima e anche con che cosa fa il massaggio, cosa usa per eseguire il massaggio. Perché comunque noi dobbiamo considerare che quando facciamo un massaggio gli oli penetrano nella pelle, quindi è importante usare dei prodotti buoni, usare degli oli naturali e soprattutto un bravo operatore conosce, ha comunque una preparazione per quanto riguarda l'efficacia delle piante, per cui se userà dei prodotti naturali a base di piante, ovviamente ci sono degli oli essenziali e si creerà un olio personalizzato proprio per la persona che riceve il massaggio in base ai problemi di questa persona. Quindi se abbiamo un problema solamente di stress, di stanchezza e comunque un'esigenza solo di rilassarci, il massaggiatore userà dei prodotti apposta che io personalmente, per esempio, in questi casi aggiungo all'olio base che uso normalmente, sempre un olio naturale a base di semivari o piuttosto di mandorle, dipende dal massaggio che faccio, e lo addizionerò, ci metterò qualche goccia di, sempre in proporzione perché non bisogna mai esagerare, di melissa, di lavanda, di camomilla, che hanno un effetto calmante, un effetto tranquillizzante e aiutano a distendere. Se una persona ha problemi di contratture, allora io consiglio la Majorana, consiglio il Kajiput, che sono indicati proprio per le contratture, oppure nel caso di dolori reumatici, di raffreddamenti, di queste cose qui, allora useremo il ginepro e a seconda del caso useremo anche l'arnica, non so, per un massaggio magari sportivo per cui bisogna scaldare il muscolo o bisogna stimolare anche la circolazione del sangue, in quel caso aggiungeremo anche un attimo di rosmarino, qualche goccia di rosmarino. E se dobbiamo drenare è importantissima la betulla. Quindi il massaggio cambia in base alle esigenze, per cui cambia la profumazione, cambiano le sensazioni e quindi la persona che eseguirà il massaggio, parliamo del massaggio rilassante, la persona che eseguirà il massaggio rilassante dovrà metterci in condizioni di scioglierci, di abbandonarci, quindi anche l'ambiente dovrà essere un ambiente rilassante, dovrà essere un ambiente dove ci si sente a casa, dove ci si sente a casa, intendo casa interiore, dove ci si sente bene, che è una cosa dove ci si sente in un sogno, ecco. Il massaggio rilassante non richiede l'ausilio di particolari attrezzature, benché qualcuno trovi particolarmente distensivo, per esempio, anche il massaggio col bambù, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Io lo eseguo con le mani, non uso altre cose perché
I movimenti sono mirati e lenti, agisco comunque sui canali linfatici, anche se non è un linfodrenaggio. Personalmente comincio dalle gambe e salgo coinvolgendo le cosce, poi mi soffermo sulla schiena, infine accenno appena alla nuca per ricominciare sul davanti con i piedi e poi quando vi sarete voltati continuerò appunto con i piedi, le gambe, ancora le cosce, le braccia, le mani, il ventre, fino ad arrivare al décolleté e passerò sul collo riprendendo la parte della schiena, quindi trattenendomi un attimo sulla zona cervicale, per poi arrivare al viso, dove mi soffermerò maggiormente e applicherò al massaggio che faccio le mie conoscenze di riflessologia vietnamita, che è la riflessologia multifacciale. Quindi concludo con la testa e i capelli, che sono molto importanti. Alla fine del massaggio, ovviamente prima concordo con la persona se ha particolari esigenze, perché magari non tutti amano che gli vengano toccati il viso o i capelli, per esempio. Alla fine del massaggio, se la gradite, potrete gustare una tisana fermando la vostra fretta e sostando in quest'oasi per un tempo che è necessario, che può essere anche limitato ad un'eternità. Il mio obiettivo è il vostro benessere e lo raggiungo massaggiando con le mani l'olio caldo in un'atmosfera tranquillizzante, fatta di luci colorate, soffuse, che variano gradatamente, che infondono serenità, dove il brillio delle pareti aiuta ad entrare piano in voi stessi, nel sogno, per creare quel silenzio necessario per imparare ad ascoltarci, cullato solo dalla musica dolce, scelta appositamente per raggiungere una completa beatitudine ed è scelta appositamente per quel massaggio. Ogni massaggio la musica è diversa, è differente, perché deve trasmettere cose diverse e comunque lo scopo è raggiungere questa beatitudine, Ananda, ed una rinnovata energia, sia fisica che spirituale, indigo. Spero che queste mie parole vi abbiano raggiunto e vi abbiano spiegato, cioè se non riuscite a farvi comprendere interiormente cos'è il massaggio e a predisporvi a questo meraviglioso mondo che è tutto da scoprire. Mi auguro che vogliate seguirmi la settimana prossima, sempre sulle frequenze 90-60 di Radio Conegliano o al link www.venetoglobe.com, ma potete anche chiamarmi per qualsiasi domanda al numero 345 812 0427. Ricordo che ricevo per appuntamento a Conegliano in Via Verdi 17F e accordandoci anche a Treviso. Un abbraccio virtuale a tutti voi da Fatima.